Bentrovati amici, eccoci qua con un'altra recensione. In questo caso non si tratta di una sponsorizzazione, ma semplicemente ho acquistato un prodotto che ho trovato molto interessante, in particolare sotto l'aspetto qualità-prezzo. Sto parlando del drone Unique Breeze, che vi faccio vedere. Questa è una tracolla di Armani che non c'entra niente, ma è molto carina, è trendy, è fashion, che il drone è talmente piccino che lo possiamo portare anche all'interno della tracolla. Eccolo qua, questo è il suo cofanetto che è già incluso nel packaging quando acquistate il drone. Il peso è di circa 350-400 grammi, 180 grammi per l'esattezza. Qui abbiamo il controller che vi spiegherò meglio dopo come si utilizza, le batterie e questo caricabatterie da 3 che ho comprato a parte e vi consiglio di comprare, poi vi spiegherò meglio anche di questo. Unique Breeze, come dicevo, è per rapporto qualità-prezzo il miglior drone che ho trovato, perché innanzitutto permette di fare riprese 4K, ha la telecamera controllabile, quindi tramite, nel caso del joystick, questa leva, nel caso del controllo tramite smartphone, un cambio di modalità che non è molto comodo, quindi se dovete fare riprese professionali prendete questo. È possibile cambiare l'assetto della videocamera. Per farlo partire mettete sempre fuori i piedini, in questo modo. Vediamo subito di elencare quali sono i punti di forza di questo drone, poi parleremo anche dei difetti, perché ovviamente al prezzo competitivo che ha qualche difetto ce l'ha per forza. I punti di forza quindi sono le riprese 4K con un'ottima videocamera stabilizzata che può fare riprese 4K non stabilizzate, HD stabilizzate e 720 rallenti, cioè a 60 frame che poi si possono rallentare. Io l'ho usato sempre a 1080 stabilizzato. Se dovete fare riprese di una particolare qualità elevata usate 4K, ma dovete avere totale assenza di vento e movimenti molto piccoli e fluidi. È possibile impostare la velocità del drone, quindi in base al tipo di ripresa che dovremo fare andremo prima a impostare la velocità, perché può andare pianino pianino o molto forte, e questo è poco influenzato dalla pressione sul comando, che sì un po' la riceve, però conviene impostarlo dalle impostazioni del drone, molto facili, molto pratiche. Su internet avevo già cercato il paragone col DJI Mavic, la sua versione della DJI un po' più costosa, e devo dire che come videocamera il DJI Mavic è inferiore, e lo dicono anche i test, però il DJI Mavic è più stabile. E qui abbiamo un primo difetto: questo drone non è stabilissimo, soprattutto se c'è il vento. Se uno sa quello che deve fare e fa delle riprese fluide e non c'è vento, è perfetto, ma se noi ci troviamo in una condizione di vento abbastanza forte tende un po' a oscillare, e mi è anche finito contro il muro una volta, perché se c'è vento, mea culpa che l'ho usato sapendolo, è finito contro il muro, distruggendo una parte del sensore, ma funziona ugualmente, quindi comunque cambierò il vetrino, non è che abbia dei costi molto alti. Altro difetto che ho notato in questo drone è il segnale, non arriva troppo lontano, se no tende a perderlo, anche se poi torna a casa con la funzione Return Home, però tende a perdere il segnale quando va lontano o se ci sono altre interferenze, quindi i due difetti sono la stabilità e il segnale. Tuttavia, lavorando senza tanto vento, cioè poco vento o ancora meglio assenza di vento, senza grandi interferenze, questo drone è egregio, soprattutto perché lo troviamo a un costo competitivo, costa la metà del DJI Mavic e io non noto grandi differenze. Il Mavic è semplicemente un po' più stabile e ha un po' meno problemi con le interferenze dei segnali. Consiglio di accessoriarlo, di comprare delle batterie, perché una batteria dura molto poco, stiamo sui 10-12 minuti massimo, quindi meglio appena si arriva a 8-9 minuti rientrare alla base. Io ne ho 5 di batterie. Come dicevo prima, di serie vengono forniti dei caricabatterie, ma è scomodo perché bisogna mettere ogni batteria singolarmente in carica. Su eBay ho trovato questo caricabatterie che non necessita del porting per la batteria, ma si attaccano direttamente al cavo e ne carica 3 alla volta. Direi che è l'acquisto migliore da fare, l'ho pagato circa un centinaio di euro, forse anche meno, 60 euro, non lo so perché l'ha pagato mio fratello che sta facendo la ripresa. Guardatevi il test, le riprese che ho fatto in Brasile di questo drone, e sono sicuro che per chi ha bisogno di un utilizzo del drone semi professionale
va più che bene. Io ho comprato un drone perché mi vengono spesso richieste riprese aeree. Non sono un professionista totale del drone, lo so usare, ho imparato a usarlo con dei droni più economici che ho così più danneggiato senza rischiare di utilizzare questo. Per cui le riprese aeree non sono la cosa principale a cui miriamo, sono un di più che usiamo durante i videoclip o durante altri video. Se vi serve un drone per uno scopo professionale, il mio consiglio è di andare su una cosa più costosa. Il migliore che ho trovato per rapporto qualità-prezzo e che probabilmente in futuro prenderò è lo Xiaomi, non mi ricordo mica come si chiama. È il drone della Xiaomi, che è eccezionale e chiaramente batte questo. Ha un costo diverso, ma ripeto, se uno deve fare delle riprese dal look professionale, ma l'utilizzo del drone non è completamente professionale, è solo un'aggiunta rispetto a quello che si fa, questo drone è più che sufficiente. Guardatevi il test.